Oi Donald, aspetta, how we go? Come andiamo? Go caro. Ciao, ho visto che è uscito al cinema il film su tua moglie, sua Melania. Immagino tutta la gente che sta a vederlo. Imagine all the people to cinema. È in America però, perché qua in Italia non mi anda bene, che ha incassato 772 euro, ho letto. Come? Ah, si è incassato anche il produttore. Te credo, cioè, believe. Anche se sta più gente a stadio a vedere partita di curling che al cinema a vedere tua moglie. Senz'altro. Attento, a proposito, hai in mente venire fino in Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina? Ah, non te sai dove che sei Cortina? Va bene, gatto presente Milano. Ecco, tutta un'altra parte. Si nega pensare benissimo a logistica. No? Sì, che voi 5 ore di macchina senza traffico da Milano a Cortina. A parte che sei distante, no? Perché ancora da finire i lavori per potenziare il trasporto per le Olimpiadi. Sì, se adesso le Olimpiadi, ma nega finire i lavori. Ecco, saputo, con calma, senz'altro. Tra l'altro, mi non era neanche tanto d'accordo con queste Olimpiadi a Cortina, perché intanto venire in Veneto a portare sponsor a Coca-Cola è una offesa grande a Donald. E poi che ha speso molto di scape a fare una pista per i slittini, che mi settimana passata sono andato a Cesuna con i putei e si è divertito matti senza tante piste, serviva ora. Poteva fare Milano-Cesuna e Olimpiadi casomai, che se manco strada. Sì, perché Tico te fai il costo, avanti in Rio, costo, te fai il costo, senz'altro. Come? Si ga usare pista de Bob? Cioè, non conosco sto Bob, però poteva anche domandare se gli sparagnava Sky, no? Se Bob gli era d'accordo, gli poteva doparare a sua, senz'altro. Non ha programma bene i lavori, no? Se vede che mancava un Renzo di Aproloco a organizzare la logistica. Ora che Renzo è il numero uno, per dirti, lo metto di Amazon, quello Peoco Style, Bezos, ora che quando che non gli era ancora nessuno e che ha fatto stage con Renzo di Aproloco a Sagra del Folpo, un anno intero a studiare il sistema dei consegni che si deve inventare Renzo, ma pensa che all'inizio doveva partire insieme Renzo e Bezos, e aveva il progetto di consegnare cibo da Sagra in tutto il mondo, e che aveva inventato Amazon Pro Locker. Senz'altro, purtroppo dopo che cambia idea. No, Bezos, Renzo che aveva massa impegni, Ascolta, però dai, non vergitersi, non tergicristallo. Vinto o no ste Olimpiadi, Donald? Te si piende casini da risolvere, problemi legali, controversie. Senz'altro. Indebolimento dei rapporti internazionali. Polarizzazione politica e perdita di consenso elettorale. Ho capito un caso, comunque non viene. Tante cose da seguire, senz'altro. Teoria un Renzo di Aproloco anche a te. Come? A te vuoi fare scambio ti e Renzo? Io fa il presidente dell'America e ti socio di Aproloco? Già non so. Beh, però se te che pensi non è neanche tanto diverso, perché fai sempre tante cose per il tuo paese. Te affronti continue crisi. Provati a calmare 200 persone paganti che si finì ora a Bosello in Sagra. Provati se te si boh. E soprattutto è a Casa Bianca che sa sempre, è il tendone a Sagra, senz'altro. Dai, penso che si possa fare. Make Renzo great again. Ciao, aspetta,